ancora scossa per la sanguinosa aggressione al consigliere comunale Longo. Il croato arrestato per tentato omicidio era stato dimesso da qualche giorno dall'ospedale psichiatrico ed era fissato con la vittima. Ha perso il bambino che aspettava dopo aver assistito a una lite in strada tra il marito e un altro automobilista. Il dramma a Montebelluna. Blitz dei carabinieri a Marghera, arrestati 5 spacciatori attivi nella zona dove negli ultimi mesi si sono registrate molte overdosi letali. Triestina chiusa e traffico in tilt per un grave incidente tra due auto tra Ceggio e San Donà, 2 feriti gravi e ieri nel tardo pomeriggio una nuova tragedia della strada nel Padovano. Stallo consultazioni, la Presidente del Senato in questo momento al Colle per riferire a Mattarella. Salvini dice ci provo io per il governo e Berlusconi torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle. Inchiesta a Mose, la Cassazione ha dichiarato la prescrizione per Marco Milanese, l'ex consigliere del ministro Tremonti, che era stato condannato per traffico di influenze per la costruzione dell'opera. Fondi statali da 850 milioni di euro tagliati fuori i comuni virtuosi del nord-est, l'ira dei primi cittadini veneti e del governatore Zaia. La soprintendenza conferma il vincolo di inedificabilità sulle terre intorno al castello del Cataio, stop al centro commerciale, festa nel paese padovano. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali che si apre, come avete visto e sentito dai titoli, con la cronaca e torniamo a parlare della sanguinosa aggressione di cui abbiamo raccontato ieri nel nostro telegiornale del Veneto, l'aggressione subita dal consigliere comunale di minoranza di Belluno, Bruno Longo, aggredito prima a pugni e poi con un coltello da un cittadino croato, poi arrestato. Continuano le indagini della polizia per capire i motivi del gesto drammatico. Certamente quello che si sa è che il cittadino croato era stato da poco dimesso dall'ospedale psichiatrico e aveva una sorta di fissazione per il suo obiettivo. Continuano le indagini degli uomini delle volanti di Belluno, coordinati dal commissario capo Natalicchio, per capire cosa ieri abbia scatenato l'aggressione ai danni di Bruno Longo, consigliere comunale di opposizione, da parte di un cittadino croato di 54 anni, poi arrestato con le ipotesi di reato di tentato omicidio, danneggiamento aggravato, minaccia, pubblico ufficiale e detenzione di armi. Il tutto si è consumato in centro a Belluno intorno alle 12:30. Longo era a bordo della sua auto parcheggiata quando il croato gli si è avvicinato e gli ha puntato un coltello contro. Il consigliere, nel tentativo di difendersi, ha alzato il braccio ed è stato colpito. Longo è stato poi raggiunto da un pugno al volto. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine che sono riuscite a bloccare l'aggressore, mentre la vittima è stata trasportata all'ospedale, per lui una prognosi di 30 giorni. Il croato, con problemi psichici, aveva lasciato da qualche giorno l'ospedale psichiatrico e, secondo quanto ricostruito, si sarebbe fissato con Longo per motivi ancora non chiari, visto che i due sembra non si conoscessero. L'aggressione al consigliere comunale di Belluno non è un episodio isolato nel panorama di fatti che vedono come vittime amministratori cittadini. Secondo un report di Avviso Pubblico, nel 2017 sono stati 537 gli atti intimidatori di minacce e violenza nei confronti degli amministratori locali, una ogni 16 ore. Dal 2011, anno in cui furono censiti 212 casi, gli atti intimidatori sono aumentati del 153%. Il fenomeno lo scorso anno ha coinvolto per la prima volta tutte le 20 regioni italiane, 78 province e 314 comuni. La cronaca adesso ci porta a Montebelluna per raccontarvi di un terribile dramma avvenuto appunto nella città di Montebelluna, con una giovane donna, quasi mamma, che ha perso il bambino dopo una violenta lite in strada tra il marito e un altro automobilista. Ha perso il bambino che aspettava dopo aver assistito a una lite in strada tra il marito e un altro automobilista. I due stavano venendo alle mani dopo un incidente. La giovane donna, una trentenne, accorsa sul posto, nella concitazione si è sentita male. Soccorsa dal suo 118, è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove ha però abortito. Il grave episodio martedì a Biadene di Montebelluna, dove il marito della donna e un quarantenne, dopo un incidente in auto, si sono scambiati urla e spintoni. La giovane, incinta, è arrivata sul posto ma si è fermata a pochi passi dai due senza entrare in contatto e senza subire colpi o strattoni. Quando il quarantenne, probabilmente alterato dall'alcol, è caduto a terra perdendo i sensi, la donna si è sentita male. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso di Montebelluna, dove la trentenne ha perso il piccolo. Il caso è stato segnalato dai carabinieri alla procura.
Torniamo adesso a parlare della piaga delle overdose letali di droga nella terraferma veneziana. Negli ultimi tempi, soprattutto nella zona vicino a Porto Marghera, nella zona di Marghera, un colpo a questa piaga potrebbe essere arrivato con l'ultima blitz dei carabinieri che hanno arrestato 5 spacciatori attivi proprio per uno spaccio di eroina in quella zona. Ci racconta questa indagine al telefono per noi da Mestre Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Mestre, si è da poco conclusa la conferenza dei carabinieri dopo che questa mattina hanno eseguito 5 misure cautelari nei confronti di 5 tunisini ritenuti responsabili a vario titolo del reato di spaccio di stupefacenti continuato in concorso. L'attività investigativa è stata avviata e condotta interamente dalla stazione di Marghera nell'agosto 2017 e si è conclusa da poco, cioè nel gennaio 2018, e ha permesso di appurare che i destinatari delle misure, tra l'altro che erano in Italia senza fissa dimora, gestivano in concorso tra loro questa fiorente attività di spaccio di eroina proprio nella municipalità di Marghera, nel comune di Venezia, un territorio che, come sappiamo, nell'ultimo periodo ha registrato un incremento sensibile anche delle morti per overdose proprio da eroina. Solo negli ultimi 12 mesi sono stati ben 14 i casi. Nel corso dell'attività sono state documentate infatti centinaia di cessioni di droga in favore di tossicodipendenti che venivano effettuate soprattutto nelle aree industriali dismesse del polo del petrolchimico. L'indagine infatti è scaturita da un semplice controllo ad un tossicodipendente che si stava aggirando nella zona dell'ex edificio della Sirma, la fabbrica di materiali che attualmente è in disuso e occupata in maniera abusiva da anni da soggetti in cerca di rifugio. Gli approfondimenti investigativi successivi hanno poi permesso ai militari di ottenere conferma dei traffici illeciti e quindi di arrivare alle misure cautelari. I 5 non potranno più rientrare in provincia di Venezia come disposto dall'autorità giudiziaria veneziana che ha emesso le misure cautelari eseguite oggi. Da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. Restiamo nel veneziano con la cronaca, ma ci spostiamo nel Veneto orientale con il grave incidente avvenuto poco prima delle 8 di stamane sulla statale 14 Triestina al confine tra Ceggia e Sandona di Piave. Si è reso necessario, come vedete, l'intervento dell'elisoccorso del SUEM perché 2 sono le persone ferite in questo schianto, la più grave è una donna di 41 anni di Ceggia che è stata trasportata all'ospedale di Mestre. Per causa ancora al vaglio dei carabinieri, 2 vetture sono scontrate in modo molto violento e sono finite entrambi fuori strada. Un Alfa Romeo Giulietta ha terminato la sua corsa nel fossato alla destra della statale andando appunto in direzione di Chioggia, mentre l'altra vettura, una Fiat Panda, è finita nel fossato sul lato sinistro. Una dinamica ancora da accertare, 2, come dicevamo, i feriti. È stata chiusa la statale, quindi pesanti le ripercussioni al traffico in queste ore. Ieri invece un'altra tragedia, e sono ormai tantissime nel Padovano in questi giorni, un'altra tragedia della strada in provincia di Padova. Viaggiava sul suo scooter Scarabeo 125 verso strada Battaglia proveniente dal centro di 2 Carrare. All'improvviso l'ostacolo, una station wagon che dalla direzione opposta di via Campolongo svolta alla sua sinistra per entrare nella fattoria didattica al civico 40. Non c'è stato niente da fare per lo scooterista, il medico Gilberto Lazzaro, 62 anni, che divideva la sua attività di pneumologo tra gli ospedali di Conselve e Schiavonia. Proprio da Conselve Lazzaro stava rientrando a casa a Montegrotto Terme. Il personale del SUEM ha tentato per più di mezz'ora di rianimare il collega, ma senza esito positivo. L'urto contro la Renault è stato violentissimo, forse anche per l'alta velocità tenuta dal motociclista. Il conducente dell'auto, un 34enne di Galdignano, è stato ricoverato sotto shock e sottoposto all'alcol test, come ormai prassi in questi casi. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale di 2 Carrare e i carabinieri di Albignasego. Adesso siamo alla politica e partiamo dalla politica nazionale perché proprio in questo momento la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, è al Colle per riferire al Capo dello Stato Sergio Mattarella di questi 2 giorni di consultazioni che sostanzialmente
non ha visto un buon successo, evidentemente, come abbiamo raccontato anche nei nostri telegiornali, con lo stallo che resta forte. Ieri ci sembrava un maggiore ottimismo da parte del leader del centrodestra Matteo Salvini nei confronti dei 5 Stelle, in realtà così non è stato, è rimasta la posizione rigida su Silvio Berlusconi, che peraltro pochi minuti fa ha tornato ad attaccare il Movimento 5 Stelle parlando di un partito dei disoccupati e dicendo sono un danno per il Paese. Lo stesso Salvini ieri sera, spazientito, ha detto ci provo io per un governo, non ci sarà un governo tecnico. Tutto questo allora mentre si attende un'altra giornata appunto molto interessante da questo punto di vista. Vediamo il servizio. Oggi la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, incontrerà il Capo dello Stato Mattarella per riferirgli i risultati dei 2 giorni di consultazioni. Incontri con i leader del centrodestra e con Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle che si sono conclusi in un nulla di fatto, con i 2 schieramenti fermi sulle proprie posizioni, anche se secondo qualche indiscrezione la Casellati potrebbe chiedere al Presidente della Repubblica ancora 2 giorni di tempo, questo alla luce di alcuni contatti che ci sarebbero stati ieri sera tra la Presidente del Senato e i rappresentanti dell'uno e dell'altro schieramento. In caso non si arrivi ad un accordo, il Capo dello Stato potrebbe affidare un incarico esplorativo al Presidente della Camera, Fico, per verificare la possibilità di un governo con il PD. Intanto, dopo il secondo giro di consultazioni, se Matteo Salvini si era dimostrato più fiducioso parlando di una possibile apertura del Movimento 5 Stelle, ci ha pensato il leader pentastellato a smorzare ogni speranza di un nuovo governo. Al termine dell'incontro con la Casellati, Di Maio ha ribadito di avere dei punti di contatto con la Lega di Salvini. Abbiamo avuto una sintonia su determinati temi che riguardavano anche i lavori della Commissione speciale, degli uffici di presidenza delle Camere. Disponibilità dunque a discutere di programmi, concetto ribadito nel corso di una telefonata intercorsa con Salvini, ma c'è sempre un ma. Noi oltre determinate barricate, oltre determinati limiti non possiamo andare. Io ho detto chiaramente che c'era la disponibilità a firmare un contratto di governo con Matteo Salvini. Di Maio però fa una, seppur minima, concessione. Quel governo formato con lui potesse essere sostenuto da Forza Italia, da Fratelli d'Italia. Non potevamo impedire un sostegno di quelle forze politiche. Insomma, i 5 Stelle sono pronti a sedersi intorno ad uno stesso tavolo, ma solo con Salvini. Discutere di programmi e ministri con altre 3 forze politiche diventerebbe complicato, spiega Di Maio ai giornalisti. Voi capirete benissimo che è molto complicato per noi digerire questo scenario. Stiamo provando in tutti i modi a far capire che vogliamo dare un governo a questo Paese. Siamo disponibili anche a considerare non ostile il sostegno di Forza Italia e Fratelli d'Italia. La volontà c'è, nulla secondo me è perduto, conclude il leader dei 5 Stelle. Non possiamo andare oltre determinati limiti che abbiamo già tracciato, perché siamo il Movimento 5 Stelle. Qualche ora più tardi, durante un comizio in Molise, Matteo Salvini annuncia di essere pronto a fare da solo. Mi state rompendo le palle, Io sto cercando da settimane di metterli d'accordo tutti, non so più che cosa fare, ci proverò fino in fondo. Io vi dico che nei prossimi giorni, se non si muove nulla, mi farò avanti direttamente io e il governo provo a metterlo in piedi direttamente io, partendo dal voto. Questo accade a Roma, come sappiamo in Veneto il centrodestra ha un'altra partita aperta ed è quella dello strappo consumatosi per le amministrative tra Lega e Forza Italia a Vicenza e San Donà, per citare i comuni più importanti dove si è verificato questo strappo. Treviso, tutti guardano a Treviso, da giorni però Forza Italia e Lega ribadiscono che il patto, almeno a Treviso, resta forte. Lo ha ribadito anche il segretario provinciale e neoparlamentare del Carroccio, Dimitri Coin. Il tema della sicurezza credo sia una cosa che da tenere ben presente e ben ferma, perché la sensazione, la percezione della minor sicurezza in questi anni nei cittadini è aumentata. Spazio ai temi pratici e meno ai balletti politici, l'indicazione del segretario provinciale della Lega Trevigiana ai suoi candidati per Cassugana, soprattutto dopo aver subito nel giorno di Pasqua il secondo furto in casa, anche se di modesta entità.
Un atto che mette in luce come il centro di Treviso non sia sicuro e come si debba archiviare per cementata l'alleanza del centrodestra. L'accordo è saldo anche a Roma e quindi tanto più è saldo a Treviso. Gli accordi restano saldi, dai rapporti interpersonali che ci sono a Treviso sono assolutamente importanti, forti e chiari e vanno avanti da anni, che non c'è nessun motivo per pensare che a Treviso l'accordo possa essere rotto. Ora bisogna concentrarsi sui temi che poi sono ciò che veramente chiedono gli elettori e tra le indicazioni al candidato Mario Conte non poteva mancare, per chi vive in centro, il tema del futuro sulle zone a traffico limitato. La ZTL è un qualcosa che deve andare di pari passo anche con un piano di parcheggi, cosa che attualmente l'amministrazione Malindo non ha fatto e che sarà di assoluta attenzione per la prossima. Perché, sottolineano in Lega, l'accordo del centrodestra cementa ad oggi almeno 3 punti di vantaggio di Mario Conte su Giovanni Manildo. Come dire, se non nel primo turno, Cassugana è sempre più vicina al K3. Torniamo a parlare dell'inchiesta Mose adesso, perché la Cassazione ha dichiarato la prescrizione per Marco Milanese, l'ex consigliere del Ministro dell'Economia Giulio Tremonti, in relazione alla condanna a 2 anni e 6 mesi di reclusione per traffico di influenze per la costruzione del Mose a Venezia. Milanese era stato condannato nel giugno 2017 dalla Corte d'Appello di Milano per traffico di influenze dopo aver ricevuto 500.000 euro da parte del Consorzio Venezia Nuova in cambio del suo intervento per ottenere una norma ad hoc e salvare il finanziamento di 400 milioni per il Mose. Contemporaneamente la Cassazione ha confermato il risarcimento danni in favore del Consorzio Venezia e del Ministero dell'Economia proprio nei confronti di Marco Milanese. Adesso parliamo di fondi dello Stato, 850 milioni in tutta Italia, che però vanno nella maggior parte a dei comuni con bilanci in rosso, tagliati fuori i comuni virtuosi del nord-est, e questo scatena ovviamente la reazione in primis dei sindaci. Lo Stato finanzia 850 milioni nei prossimi 3 anni per la messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici e lo fa per i comuni italiani che non hanno beneficiato del bando periferie. Non solo, i piccoli comuni potranno contare a partire da quest'anno su un contributo di 10 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di interventi diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insegnamento di nuove attività produttive. Un'ottima notizia quindi per i nostri territori? Per il sindaco di Santa Lucia decisamente no. Purtroppo il paradosso in questo Stato nemico dei comuni virtuosi è che sono stati finanziati tutti i comuni che hanno il bilancio in disavanzo, cioè chi in perdita ha preso dei soldi per mettere in sicurezza le proprie scuole, i propri edifici. Una notizia che ha fatto sussultare anche il governatore del Veneto Luca Zaia, che ha sottolineato come di questi finanziamenti non arrivi un euro ai comuni non solo del Veneto ma di tutto il nord-est. Svista sulla bozza di legge di bilancio del Ministero dell'Economia o volontà di recuperare elettoralmente zone perdute lo scorso 4 marzo? Intanto il governatore sta già sollecitando i parlamentari veneti perché questa norma non venga approvata in aula, avvallando di fatto il principio che vince chi sperpera. C'è un comune, Monteforte del Pino, ha un disavanzo di 11 milioni, ha preso 5 milioni di euro per mettere a posto le scuole. Quarto, Napoli, 32 milioni di disavanzo, anche questo ha preso 3 milioni di euro. In Italia lo Stato, che è pieno di debiti, premia i comuni che hanno i debiti e castiga invece i comuni che hanno l'avanzo di amministrazione, che sono in pareggio, che sono amministrati bene. Non si può andare avanti così con questa gentaglia che ci rende veramente la vita impossibile. Noi diventiamo matti a rispettare le regole, facciamo i salti mortali per far quadrare i conti, trovare le risorse, dare dei servizi, mettere in sicurezza le scuole e poi si crea il precedente che vengono premiati tutti questi comuni, tutti i comuni premiati sono in disavanzo, è una roba vergognosa. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, telegiornale prima edizione, andiamo a 2 Carrare, allora nel Padovano con la vittoria dei cittadini, anche col sostegno della nostra emittente. La Soprintendenza del Veneto ha confermato il vincolo di inedificabilità sulle terre intorno al castello del Cataio, dunque stop al centro commerciale.
no, perché è il giorno di festa, caspita oggi, caspita. Festeggiano i cittadini di 2 Carrare della zona sud dei Colli Euganei. Festeggia e tira un sospiro di sollievo il proprietario del Castello del Cataio, Sergio Cervellin. È arrivata la notizia tanto attesa. La soprintendenza ha prorogato il vincolo di inedificabilità sull'area intorno al castello, perciò di conseguenza niente più centro commerciale. L'Italia si dimostra un paese che sa difendere la bellezza, questo è un valore ed è una gioia per tutti, quindi non solo per noi, che ovviamente siamo i primi in questo senso, ma per tutto il paese e un po' per tutti i cittadini. Io ho dormito molto poco in attesa del vincolo, sapevamo che sarebbe probabilmente arrivata oggi la risposta, perché sapevamo che ieri c'era la riunione appunto del Consiglio, e quindi è stata una notte travagliata, però sono con un buon esito, per cui siamo davvero molto felici, una bellissima giornata di primavera. Una giornata che evidenzia il primo stralcio di restauri al castello e di grande soddisfazione anche per i comitati popolari che da oltre un anno hanno battagliato per il no al centro commerciale. Questo dimostra che tutti i nostri sforzi, tutta la nostra mobilitazione è servita a qualcosa e il territorio è salvo e siamo veramente felici. Dobbiamo comunque ringraziare i soggetti politici, gli onorevoli, che hanno fatto una battaglia all'interno del Parlamento assieme al Ministro Franceschini, comunque anche chi era all'opposizione come il Senatore Endrizzi, l'assessorato della Regione Veneto. E da parte del proprietario del Cataio, Cervellin, un grazie particolare. Anche il vostro telegiornale è stato veramente al fianco, direi quasi nostro, insomma, di tutta la causa nel sostenere e nel dare informazione a tutti. Era importante far sapere a tutti cosa stava succedendo, perché era importante che conoscessero la questione anche per analizzarla e per capire cosa pensarne. Quindi noi ringraziamo moltissimo la redazione del vostro TG proprio per la vicinanza e il sostegno che da sempre, da subito avete avuto nei nostri confronti. Siamo in chiusura, vi ricordo fra pochissimo ore 13, puntata da non perdere, è un'ore 13 con gli amici della Zanzega ed è uno speciale dedicato al Vinitaly, dedicato al successo di questa edizione del Vinitaly. In studio con Lele Marcassa, ci saranno Claudio Rorato, lo storico Claudio Rorato, Federico Cocchetto di AIS Treviso e Filippo Polegato di Astoria Vini. E poi questa sera 20:10 per commentare la giornata politica a Roma, ma non solo, con Franco Manzato, deputato della Lega Nord, e Andrea Ferrazzi, senatore del Partito Democratico. È tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento. Prosegue il dominio dell'anticiclone Apollo. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 20 aprile. Sul Veneto la presenza dell'alta pressione regalerà una giornata caratterizzata dal sole. Su tutti i settori, infatti, il cielo si presenterà limpido con copertura nuvolosa del tutto assente. Le temperature minime saranno comprese tra 10 e 13 gradi, valori massimi invece in aumento tra 24 e 27 gradi circa. Situazione del tutto simile sul Friuli Venezia Giulia, poche novità, anche qui sarà ampiamente soleggiato con il cielo che sarà sereno o al massimo poco velato sui settori alpini, non sono attese piogge. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 12 gradi, i valori massimi invece risulteranno abbastanza caldi, compresi tra 24 e 27 gradi. E l'alta pressione Apollo dominerà anche il territorio del Trentino Alto Adige, tutto sole sulla nostra regione. Sin dal mattino il cielo si presenterà sereno ovunque, solo con qualche velatura sui settori alpini di confine. Le temperature minime saranno comprese tra 10 e 13 gradi, valori massimi sui 27 gradi ma con punte di 30 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.